Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un miglio, soggetti di categoria CD in 7 dietro le ali dell'autostart, questo lo schieramento. 1 Intrepid Turgot, 2 Dynagriff, 3 Corcovado, 4 Dolly F, 5 Cerbero 3B, 6 Battost, seconda linea, 7 Can dei Greppi. In chiusura Can dei Greppi, nonostante la seconda fila, è preferita a Intrepid Turgot e a Dynagriff, che sono le altre punte dello schieramento. Macchina intanto che accelera con la velocità iniziale di Corcovado e di Dynagriff. Corcovado velocissimo, ma è veloce anche Cerbero 3B. Corcovado va a condurre, Cerbero 3B si presenta più indietro Dynagriff. Vedremo le mosse di VP dell'Annunziata che non manda Cerbero 3B e sfila così dopo 200 metri in 14,4. Cerbero 3B deve rimanere all'esterno. Seconda posizione Dynagriff che precede Dolly F, mentre viene via a questo punto Intrepid Turgot. Dopo 400 metri di gara si presenta su Corcovado e Corcovado manda Intrepid Turgot, che è quindi leader dopo 500 metri. In coda c'è Battost, mentre per corsie esterne è rimasto anche Can dei Greppi, che segue le mosse di Cerbero 3B, che ora è rimasto all'esterno. Ovviamente cerca soltanto di un posto alla corda, che trova ora in ultima posizione. Intanto completati i primi 800 metri di gara in 59,7 da parte di Intrepid Turgot. Corcovado in scia, Dynagriff in terza posizione, si impegna per corsie esterne invece Can dei Greppi ed è seguita da Battost. Si avvicina il chilometro con Intrepid Turgot che lo percorre in 1,14,8, frazione ancora in 15,2, di tutto comodo per Intrepid Turgot, che è in schiena Corcovado e Dynagriff. Cavalli a 400 dalla conclusione, i cavalli all'esterno non guadagnano nulla perché ora ha sparato un bel 14,2 di parziale e sulla curva conclusiva stacca Corcovado con Dynagriff in terza posizione. Cerca di venire via Battost, sbaglia Can dei Greppi, più indietro Dolly F, retta d'arrivo con un altro 14,3 si presenta Intrepid Turgot, che viene a concludere isolato in avanti. Secondo posto ancora per Corcovado, mentre al terzo al centropista è Battost che riesce a prevalere sugli altri. 1,13,2 il ragguaglio conclusivo, un doppio 29 a chiudere, che significa 58 per gli ultimi 800 metri. Enrico Bellei vince passando a condurre dopo 450 metri di gara su Corcovado e poi staccando e replicando l'ultimo successo di Intrepid Turgot. Il training è dello stesso Enrico Bellei per conto di Emily Bellei.